Quarta corsa, un confronto per cavalli di 4 anni, i soliti 10 top driver in pista. 1 Emerson K2 e il Gatto Jet, 3 Lenoir Treb, 4 il Leboro Jet, 5 Excellent Bun, 6 Ellie May Dalvio, seconda fila 7 Hermano Jet, 8 Ele Lamborghini, 9 Epica Daghi, 10 Ellie Bro Dipa. Start che prende velocità, si prepara al lancio. Partiti. È veloce Lenoir Treb che prende la testa, al suo esterno Ellie May Dalvio che però si deve sistemare in corda perché Lenoir Treb non manda. Poi ancora Excellent Bun in terza posizione che precede il Gatto Jet. Se ne vanno così i primi 200 metri di corsa in 15:2. Punta in avanti Excellent Bun che ottiene il via libera da Lenoir Treb che lascia sfilare uno dei più attesi della corsa. In vantaggio Excellent Bun, seconda posizione per Lenoir Treb, la terza è appannaggio di Ellie May Dalvio che si è sistemato in corda precedendo Ele Lamborghini. Poi ancora gli altri con pariglie dopo i primi 4. 46,1 per i primi 600 di corsa. Muove all'esterno il Gatto Jet che anticipa le mosse di Ellie Brodipa, la quale precede Ele Lamborghini. Alla retroguardia rimangono Ermanno Jet ed Emerson K. 1-1-1 per i primi 800 metri di corsa. Prosegue in vantaggio Excellent Bun che è 1,5 avanti ad Lenoir Treb. La terza posizione è sempre per Ellie May Dalvio che precede Epica Daghi. Il treno esterno che per il momento stenta, prova a venire in terza ruota Ele Lamborghini, ma per il momento si fa fatica a progredire perché Excellent Bun sta accelerando. 1:31,5 i 1.200 di gara in vantaggio. Numero Excellent 2 Bun il Gatto guadagna Jet per le vie brevi e squalificato. Leboro Jet che passa in seconda posizione lungo i birilli cogliendo una serie di varchi propizi all'ingresso dell'addirittura d'arrivo. È in vantaggio Excellent Bun che prova a scattare, il Leboro Jet nella sua scia, poi lo scatto a centropista di Ele Lamborghini. In vantaggio Excellent Bun, ci prova il Leboro Jet, Excellent in vantaggio ma è un po' in difficoltà, ci prova all'interno il Leboro nel finale. Excellent Bun si salva da El Leboro Jet, poi gli altri con la rottura probabilmente dopo il palo di Ele Lamborghini, ma da rivedere. 37 ad arrivare, un po' in sofferenza. 16,4 ragguaglio cronometrico. Excellent Bun, Ferdinando Minopoli in salchi per il training di Andrea Vitagliano, i colori del signor Giustino Enrichello. Percorso di testa vincente da parte di Excellent Bun. Vedete, si allarga un po' in retta d'arrivo, porta anche l'occhiale di fuori, si avvicina minacciosamente il Leboro Jet, ma non riesce a batterlo, invece di galoppo prima del palo Ele Lamborghini. E allora al terzo posto finisce Epica Daghi. Il successo è per Excellent Bun e Ferdinando Minopoli. Porta a casa i 10 punti Andrea Vitagliano, i colori del signor Giustino Enrichello.